Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. Parliamo di futsal. Siamo in collegamento con Marco Chiazzotto, futuro presidente del Mestre Fenice Calcio a 5. Innanzitutto, presidente, anzi futuro presidente, buonasera e grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera a te, buonasera ai tuoi telespettatori. Allora, è di un mese fa la notizia che non è certo passata inosservata nel mondo del futsal, anzi ha creato un certo scalpore che due realtà inizialmente rivali, vale a dire Città di Mestre e Fenice Venezia Mestre, hanno deciso di unire i propri intenti e la nuova società opererà sotto appunto il nome di Mestre Fenice C5. Da allora, da un mese quando è stata data questa notizia, che cosa è cambiato? Allora, da quando abbiamo deciso di trovarci per vedere se c'erano le possibilità di collaborare assieme, sino dai primi incontri c'è stata proprio un'unione di intenti che ci ha portato a capire quale potrebbe essere la nostra strada. Devo essere sincero che adesso abbiamo degli incontri 2 o 3 volte alla settimana, ma sino a questo momento non abbiamo avuto nessun intoppo perché proprio siamo tutti consci che era l'unica maniera per poter fare le cose, non dico a livello professionistico, ma a livello professionale, cioè unire le forze per poter comunque fare un salto di qualità. Quindi sicuramente quella che andrà a formarsi, che si sta formando anzi, è una società molto, molto ambiziosa. Beh sì, perché appunto arrivi a un certo punto che dici, allora un po' la legge nuova, la riforma dello sport ha messo dei paletti ben precisi, mettendo in crisi magari delle società che non erano strutturate nella maniera corretta per poter proseguire il proprio cammino. Ovviamente i numeri che portiamo in tavola sono tanti, si parla intorno ai 400-450 ragazzi del settore giovanile più una prima squadra che unisce le forze. E noi il nostro progetto è quello di poter far bene il primo anno per poter comunque rodare la macchina, perché è una macchina impegnativa, per poi puntare a provare ad arrivare in Serie A e restarci. Ecco, questo il nostro obiettivo è quello di crearsi un pool di persone e di sponsor da poter permettere alla Mestre Fenice C5 di restare magari in un futuro in Serie A. Finora, in un mese certo non è molto, ma non è neanche pochissimo, quali passi sono stati fatti e quali sono i prossimi? Allora, abbiamo delineato la conduzione tecnica della prima squadra che sarà affidata al duo degli mister Mastro Giovanni e Vecchiato e a caduta stiamo definendo tutti i settori tecnici per le giovanili. C'è Gabriele Landi che è diventato, abbiamo diciamo, scelto per guidare l'Under 19 e l'Under 17 e di conseguenza stiamo un po' pianificando tutti gli staff. Per quanto riguarda il luogo dove saranno disputate le partite, per il momento sarà sempre il Palafranchetti, in attesa ovviamente del costituendo palazzetto dello sport di Mestre di cui è stata posata la prima pietra. Sì, noi giocheremo le nostre partite in casa al Franchetti e poi quando ci sarà il bando per concorrere alla gestione del nuovo palazzetto saremo presenti eh, per cercare di avere la gestione. Molto probabilmente lo faremo in collaborazione con un'altra società di Mestre e stiamo lavorando per quello, pertanto insomma, diciamo che il futuro potrebbe essere un futuro molto brillante. Un futuro però che diciamo, tastando un po' il polso della situazione attraverso i social, non tutti hanno capito, nel senso che c'è chi ha espresso delle perplessità su questa fusione, essendo, come dicevamo in apertura di questa intervista, due società, due squadre inizialmente rivali, ecco, inutile negarlo. Per cui cosa ti senti di rispondere a queste persone che inizialmente sono state quantomeno perplesse da questa fusione, ecco? Allora, molto probabilmente non hanno il polso della situazione, di quello e di cosa comporta gestire una società sportiva. Però è una riflessione che facevo l'altro giorno in macchina quando sentivo che c'era l'anniversario dell'Unione Europea,
quando i promotori dell'Unione Europea sono state due nazioni, la Germania e la Francia, post-guerra, che se le sono date di santa ragione durante la seconda guerra mondiale. Pertanto voglio dire, se abbiamo fatto l'Unione Europea possiamo fare anche l'Unione di Mestre e Fenice. Direi una risposta molto esaustiva e molto forte anche, diciamo così. E avete anche stabilito una data o quantomeno un periodo in cui sarà lanciata ufficialmente la società, quando sarà costituita, intendiamo E dire? abbiamo la conferenza stampa il 20 maggio, lunedì 20 maggio, alle 11 in sala municipale qui in Comune della Mestre. Chiarissimo. E dunque, per averci parlato dei prossimi passi della Mestre Fenice Calcio a 5, ringraziamo di cuore il suo futuro presidente, futuro numero 1 appunto di questo sodalizio, Marco Cazzotto, per essere stato con noi. Grazie a voi, grazie Beatrice, buona serata.